In questo episodio partiremo da una verità scomoda. Molte aziende pensano di essere sicure perché hanno Microsoft 365, perché abbiamo un antivirus, abbiamo le password molto complesse e sicuramente tutto questo va molto bene. Ma la sicurezza su Microsoft 365 non è un prodotto, è una vera e propria architettura. Ci sono alcuni fondamentali che sono davvero irrinunciabili e per scoprirli con me, come sempre, Giorgio, benvenuto. Ciao Lorenzo, grazie. Giorgio, quali sono gli errori di sicurezza più comuni che si commettono? Ce ne sono tanti, ma tra i più ricorrenti forse è quello di dare troppi privilegi. Okay. Aziende con amministratori eccessivi, tutti global admin in azienda. Tutti admin. Sì, se non sei un global admin probabilmente è un po' un'onta personale, quindi questo però rappresenta effettivamente un problema. MFA non ovunque o comunque troppe eccezioni. Il fatto che accedo dall'azienda mi esclude l'MFA, il fatto che accedo da un computer dell'azienda mi esclude l'MFA. Ecco, forse stiamo dando troppe eccezioni anche a questo caso. Conditional access assente o troppo permissivo, o comunque legato al punto precedente, cioè quello dedicato a gestire delle eccezioni per cercare di dare il meno fastidio possibile ai nostri utenti. Giorgio, si parla spessissimo di Zero Trust. Sappiamo che non è un prodotto da attivare, ma sarebbe più semplice. Sarebbe molto più semplice, ma di fatto è una pratica, principalmente una pratica. E la frase chiave è: sappiamo never trust, always verify. Questo cosa significa nel mondo 365? Sì, come giustamente dici, è un principio secondo il quale non mi posso più fidare del fatto che tu sia all'interno della rete. Non ti fidi di me? Mi posso fidare di te se poi prendo anche qualche precauzione in più. Okay. Non posso fidarmi del fatto che tu sia un dipendente, non è sufficiente, inteso come chiaramente identità digitale. Non mi posso fidare del fatto che tu abbia già fatto una login magari da 2 o 3 ore e che quindi tu sia già stato autenticato sui miei servizi. Pertanto ogni richiesta di accesso dovrebbe essere valutata in maniera dinamica, in base al contesto, in base all'identità, al rischio, anche al dispositivo. Chiaramente se accedo da un dispositivo aziendale sicuramente posso mettere un livello di fiducia in più, ma se un device BOD, come spesso accade perché in tasca abbiamo un sacco di telefoni, iPad, tablet eccetera, non può essere più sufficiente. Un altro fattore determinante è la posizione, il fatto che oggi tu mi faccia una login da Milano e dopo 20 minuti da Mosca probabilmente c'è sotto qualcosa che non va, o ti stai muovendo attraverso il cloud che dovrei mappare, oppure qualcosa effettivamente non sta andando per i versi giusti. In pratica accesso condizionato, verifica continua degli accessi, privilegi minimi e protezione dei dati. Facciamo come sempre un esempio per aiutarci a capire meglio. Sì, per esempio in un tenant di un nostro cliente abbiamo trovato un ex consulente che era ancora global admin, dimenticato lì da parecchio tempo. Fortunatamente nessuna malizia da parte di questo ex consulente, però quello che ne è emerso è che non sono mai state fatte delle review periodiche su queste utenze, soprattutto di quelle degli amministratori. Abbiamo aiutato questo nostro cliente a introdurre queste politiche, oltre anche a delle politiche di conditional access, di PIM, che significa un po' elevarsi con i propri privilegi solo quando ne abbiamo bisogno, e conducendo quello che è un vero e proprio zero trust assessment. I privilegi chiaramente si sono ridotti in maniera molto drastica, la postura di sicurezza è salita da questo cliente in modo misurabile attraverso il CQ Score di Microsoft proprio, e questo zero trust, non fidarsi per default ma governare i privilegi. Hai parlato di questo Zero Trust Assessment. Che cos'è? Spendiamoci 2 parole, come si legge poi? Sì, sono una serie di controlli che normalmente andiamo a fare per scattare quella che è una fotografia strutturata delle configurazioni attuali di un nostro cliente, chiaramente, ma che si basano sulle configurazioni del tenant, per andare a identificare quelli che sono dei gap rispetto alle best practice fornite da Microsoft, ma non solo, fornite anche magari dai benchmark mondiali di sicurezza, come magari il CIS o la stessa CN, che è stata costituita anche in Italia.
per la NIS2 e tutte queste bellissime tematiche, che ci porta poi a dei risultati, un'esposizione reale e a capire qual è la maturità dei controlli effettuati. Normalmente suggeriamo di mettere il focus su 4 pilastri. Il primo chiaramente è l'identità, andare a identificare proprio attraverso, magari introducendo anche politiche come l'MFA, il rischio. Quindi un utente che ha fatto un determinato comportamento può rappresentare anche un livello di rischio, quindi è importante andare a identificare anche queste tipologie di utenti, andare a vedere quali sono i privilegi, se ce ne sono troppi, se sono stati costruiti con criterio. Normalmente si parla sempre di least privilege, quindi dovrai dare dei privilegi minimi per fare il lavoro che il nostro amministratore dovrebbe fare e non qualcosa di più, ma non perché non vogliamo farglielo fare, ma proprio anche una sorta di assicurazione per i nostri consulenti o per anche i nostri operatori IT, certo. Assolutamente. Il PIM, che è un'altra funzione molto, molto importante, quindi elevarsi, come dicevo prima, a un ruolo con privilegi, quindi di amministratore, solo nel momento in cui ne ho bisogno, attraverso un processo strutturato che poi lascia chiaramente dei log che sono poi utili per tutte le nostre compliance del caso, per recuperare ciò che è stato fatto. Un altro pilastro su cui è fondamentale operare è proprio la device compliance, essere sicuri che i dispositivi che i nostri utenti stanno utilizzando rispondano a un determinato livello di compliance, quindi banalmente abbiano la crittografia attivata, abbiano un antivirus, non abbiano avuto comunque un qualche sorta di compromissione. Infine ci spostiamo magari anche sulla gestione del dato. Oggi sappiamo che identità e device non sono più sufficienti, ma dobbiamo spostare anche un pochino l'attenzione sul dato, e lo facciamo attraverso la protezione del dato con magari delle label, la classificazione e policy di DLP, Data Loss Prevention per l'appunto. Chiaramente se cade l'identità cade un po' tutto, quindi prima si mette in sicurezza l'accesso, in altri termini l'identità è il nuovo perimetro. È il nuovo perimetro, esattamente. Okay. Non esiste più il firewall che protegge tutto il nuovo perimetro, questo non significa che non dobbiamo mettere più firewall nelle nostre aziende, però il fatto che io sia all'interno del firewall non significa che io sia già stato compromesso, ecco. Okay. Un altro esempio, un utente con credenziali corrette ma login anomalo, come dicevo prima, un paese insolito, da un device sconosciuto, deve essere bloccato. Quindi quando parliamo di zero trust è parlare di un accesso bloccato o richiedere uno step up authentication per verificare che l'identità che sta accedendo è proprio quella che desideriamo far accedere. Tipicamente da queste analisi che hai un po' raccontato, che cosa emerge normalmente? Quali sono gli output che un'azienda può ritrovarsi in mano? Emergono più sorprese di quelle che si aspettano normalmente dagli utenti, quando gli amministratori IT dicono sì no, ma noi abbiamo attivato MFA, poi magari spesso e volentieri andiamo a vedere regole che sovrascrivono regole e di conseguenza troviamo l'MFA disabilitato, per esempio. Soprattutto troviamo global admin inutilizzati ma che sono ancora attivi, legati, come l'esempio che raccontavo prima, quindi un ex consulente che se n'è andato e nessuno si è preoccupato di dire questa persona non lavorerà più sul vostro tenant. Condivisioni esterne dei dati, anche nell'ultimo punto che raccontavo prima è importante porre l'attenzione anche sul dato. Questo oggi è uno dei tanti problemi che troviamo, quindi condivisioni in modalità pubblica, quindi potenzialmente chi ha il link per accedere al dato ci può accedere, e questo potrebbe rappresentare un problemone, agli occhi della NIS. Importante da gestire. Allora, Giorgio, oggi abbiamo imparato che la sicurezza su Microsoft 365 non è un'opzione avanzata, non è un add-on che installiamo, flagghiamo e non ce ne preoccupiamo più, ma invece è una responsabilità strutturale a tutti gli effetti. Zero Trust ci dice che esiste solo identità, contesto, come ci hai spiegato, e verifica continua in tutte le circostanze, perché la sicurezza non fallisce per mancanza di tecnologia, ma per mancanza ancora una volta di disciplina e di governance. Allora Giorgio, grazie anche oggi per tutti i tuoi spunti, ci vediamo al prossimo episodio. Volentieri, grazie a te.